Jesolo. Bizzarro hobby per un sedicenne italiano che intorno alle 10 di sera si è messo a lanciare alcune bottiglie di vetro dalla finestra della propria stanza d'albergo verso il balcone dell'abitazione dalla parte opposta di Via Dante. Uno dei lanci però ha mancato il bersaglio, finendo contro il muro e rovesciando una pioggia di schegge su due passanti, un pensionato e una donna di 39 anni che sono stati soccorsi dal 118. Poco dopo è arrivata anche la polizia che ha denunciato il minorenne per getto pericoloso di cose e invitato le due vittime a sporgere querela. Fiesso. Intervento dei vigili del fuoco verso le 10:30 di sera per l'incendio di un garage in via Zebellin. A causare le fiamme un cortocircuito del motore del basculante. I pompieri di Mira sono intervenuti con 7 uomini e 2 mezzi antincendio e hanno rapidamente spento le fiamme prima che raggiungessero l'auto parcheggiata all'interno. Le operazioni si sono concluse dopo circa un'ora, limitati i danni. Sottomarina. Blitz interforze in mattinata in alcune abitazioni della località marittima, sospettate di dare rifugio a clandestini dediti alla vendita illegale di merce contraffatta. L'operazione, disposta dal questore Angelo Sanna e coordinata dal dirigente del commissariato di Chioggia, impiega numerosi uomini appartenenti a polizia, carabinieri e guardia di finanza. All'origine dei controlli diverse segnalazioni dei residenti. La zona coinvolta è quella tra via Vespucci e via Colombo, dove gli agenti hanno verificato anche la regolarità degli alloggi e degli affitti.